Popolari Venete. Risparmiatori truffati e abbandonati. Allora, mezzanotte e 10, abbiamo ancora qualche minuto prima di salutarci. Ci sono tante cose da dire, ma allora, innanzitutto possiamo già anticipare ai telespettatori che torneremo venerdì prossimo su questo argomento, avremo modo di rincontrare gli ospiti di questa sera, ne aggiungeremo anche altri per parlare della situazione che c'è, della situazione delle banche. Io dicevo prima anche Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca, ma Pontelli ce ne sono altre che sono il sistema bancario italiano è... Ma noi quello che nessuno riesce a dire con una certa chiarezza, noi abbiamo un sistema bancario che praticamente è sbilanciato. È sbilanciato perché, ripeto, parliamo sempre al netto dei derivati, perché sembra che in Italia i derivati non li aveva mai fatti nessuno. I derivati li ha inseriti Unicredit attraverso Profumo, d'accordo? Le nostre banche sono piene di derivati, solo che non ci sono, non li fanno vedere. Teniamo presente che Unicredit, che è la seconda banca, ha venduto la gestione del risparmio privato, che adesso come adesso a tassi zero è l'unica fonte di ricchezza, o l'unica fonte di marginalità. Quindi Unicredit in prospettiva, come dicono persone molto addentro al sistema, è la prossima che comunque sarà in difficoltà, che verrà sicuramente salvata, intendiamoci. Certo, ma viene sempre salvata con i soldi pubblici, ma è evidente. Tutto sommato è anche però difficile credere che si possa far fallire una grande banca, perché le banche, che piacciono meno, al di là della mala gestione, le banche sono il tessuto connettivo del sistema economico di qualsiasi senza i menischi, senza il tessuto connettivo la gamba non si muove. Certo. Purtroppo sono state gestite in un modo indegno. Bisogna cambiare le regole, soprattutto dei controlli. Faccio un esempio stupidissimo: ma perché un agente di commercio, quando firma un accordo con un'azienda mandante, deve firmare un patto di non concorrenza per l'anno successivo, e un commissario della Banca d'Italia va a fare un'ispezione e poi si fa assumere dalla Banca di Vicenza? Certo. Ma possibile che quei 4 geni di giuristi che ci sono non abbiano mai pensato a questo possibile conflitto di interessi? Certo. Ugone, un'ultima considerazione anche da parte sua. No, giusto per chiudere il discorso di chi mi ha preceduto, è sintomo anche il fatto che poi, no? Veniamo a sapere dai commissari della Banca Centrale Europea che quando arrivano a fare i controlli all'interno del Popolare di Vicenza, Sorato e Friends gli rispondono, quando questo commissario fa osservazione: guardate che le baciate si vedono, cioè si vede che state drogando il sistema, e Sorato: ma noi ci aspettiamo comprensione come è stato fino adesso, no? E questo chi è che ce lo viene a dire? Un commissario BCE? No, non la commissione che sta indagando. Quindi il sistema difende ancora una volta il sistema, perché all'interno di queste due banche, Popolare di Vicenza e Veneto Banca, ci sono apparati dello Stato istituzionali e non un partito. Il problema non è partitico, il problema è politico, perché chi tace acconsente. Allora, se c'è un partito che fa una cosa e quell'altro di fianco sta zitto, o appena accenna, è complice. Quindi qui il problema è politico, non partitico, e dentro non si salva più nessuno. Quindi il messaggio è a tutti: uno, bisogna smettere di fidarci di questa gente, di quello che dicono, di sperare che domani mattina cambino il loro modo di pensare. Pensano solo ai loro affari, lo sarà ancora e sempre, finché noi non pretenderemo il contrario. A forza di sperare siamo finiti. Bisogna smettere di sperare e cominciare ad agire. E il prossimo voto se lo devono meritare domani con l'emendamento a 4 miliardi, altrimenti il prossimo voto decidiamo noi dove farlo andare. Certo. Cavallari, cosa dice? Tutta questa vicenda, a nostro modesto avviso, sottintende un enorme problema di controllo, che si è rivelato in tutta la sua drammaticità proprio con la commissione d'inchiesta e il teatrino di cui parlava prima il professor Caso. Sono mancate, delle forme di scambio di informazioni fra le due autorità di vigilanza, ed è questo l'aspetto più grave, che hanno portato a questa situazione. E ci sono, guardate bene, perché io ne ho parlato anche, che parliamo un po' a 360 gradi con tutti ci sono ben 3 protocolli di intesa che disciplinano lo scambio di informazioni tra Consob e Banca d'Italia, e questo è l'aspetto più scandaloso della vicenda. Di questi 3 protocolli
Noi abbiamo chiesto conto in commissione anche d'inchiesta che fine abbiamo. Allora, se praticamente si fanno le leggi con l'obbligo di scambio di informative, si fanno poi i protocolli, l'ultimo dei quali è arrivato tardi, dicono nel 2014, e poi alla fine si arriva nel 2017 di fronte a una commissione di inchiesta retta da parlamentari per poterci venire a raccontare che però il protocollo è arrivato tardi e non ha funzionato, qui vuol dire che il sistema di controllo e di scambio di informazioni va completamente rivisto. Certo. Se noi non cambiamo questa mentalità è evidente che non andiamo da nessuna parte. Diciamo, il problema è destinato a ripetersi. Professor Casen. Allora, le banche non sono solo il tessuto connettivo della società, ma necessariamente sono state imposte. Io non ho diritto di avere il denaro e gestirlo come voglio io, devo passare attraverso la banca, no? Allora, quale banca è sicura? Chi controlla questa banca? Perché così come siamo venuti fuori con le popolari, abbiamo scoperto improvvisamente queste banche che vendevano le loro azioni a prezzi folli, no? Non valevano niente, e le altre, chi è che mi assicura che le altre banche non sono nella stessa posizione? Perché abbiamo sentito che le banche tedesche sono alla frutta, se scoppiano quelle, di conseguenza è come una valanga, certo. Ci andiamo dietro tutti. Allora chi è che tiene in piedi questa cosa? Seconda cosa, io sono costretto a tenere i soldi là, se salta la banca li perdo. Cosa stiamo dicendo? L'altra cosa, non ci sono regole. Non c'è la banca salvadanaio, io voglio una banca dove dico i soldi li metto, visto che sono costretto a tenerli in banca, li voglio spendere quando voglio, non darmi niente di interessi perché tanto niente ti danno adesso, no? Ma non voglio nemmeno il rischio, non voglio il rischio, io li voglio trovare sempre. Poi l'altra banca di affari, se ho voglia di rischiare in base a una serie di criteri, allora li metto dall'altra banca che non ha nessuna connessione con questa, se no una trascina l'altra quando fallisce, allora metto i soldi là, li rischio e conscienza e coscienza, sarò stato bravo, sarò stato meno bravo, rischio e rischio quello che è. Ma questo è il futuro, ma non ho sentito né da Draghi, che non è che sia un santuomo, ecco, perché era la Banca d'Italia al momento in cui Popolare di Vicenza e Company, e al momento in cui il Banco di Siena, la Monte dei Paschi di Siena ha fatto quello che ha fatto, e a salvarlo è stato il Presidente della Repubblica Italiana, non so se mi ricordo un certo Giorgio napoletano, siciliano, non so chi, un po' più su dalla Sicilia. Un po' più della Sicilia. Allora, questo ha fatto un governo apposta per salvare il Monte dei Paschi di Siena, Sì. perché il pupazzo era Monti. Certo, che è entrato, è uscito, ha pagato la banca americana, JP Morgan, subito. Perché quei soldi non sono stati messi nella Popolare di Vicenza, l'hanno salvata? E perché non era del partito? No? Due piccole cose. Prego. Ricordiamoci che noi andiamo esattamente nella direzione opposta, perché l'Unione Europea ha approvato il bail-in, sì? Per cui sopra i 100.000 io non solo mi prendo il rischio di lasciare i soldi là, ma mi prendo anche il rischio gestionale. Praticamente certo. Hanno cambiato, ovviamente i nostri parlamentari italiani l'hanno votato sì, senza sapere neanche cosa stessero votando. Abbiamo votato un cambio di contratto, da contratto di servizio a sottoscrizione di rischi. Assunzione e responsabilità della gestione della banca. Senza avere nessun titolo per poter intervenire, neanche nell'assemblea degli azionisti. In più si pensi cosa questo possa incidere nella gestione di un'azienda. Cioè un'impresa non solo ha il rischio di mercato, il rischio quotidiano di affrontare la sfida mondiale, ma anche il rischio della banca. Infine un'ultima cosa, io fino adesso, a parte il fatto di Viola, sono venuto fuori 2 pagine sul Corriere della Sera, io poi le ho riprese sul nostro giornale,
della consulente voluta da Monti, che è quello che aveva tolto i profili di rischio dalla sottoscrizione dei titoli, tanto per ricordare un po' come vanno le cose, che poi è stata presa da Saccomanni, ex direttore generale della Banca d'Italia, ministro delle Finanze, e è stata mantenuta a Padova, che è stipendiata da Morgan Stanley o da quell'altra banca d'affari. Scusi, E Padoan non l'ha mica smentito. il figlio di Monti dove lavorava? Ma ho capito, ma questa lavora al Ministero, non è che è una dipendente, è stipendiata dalla banca d'affari e lavora al Ministero della Finanza e dava in Dove anticipo. lavorava il figlio di... Lavorava in una banca d'affari. No, americana, cosa la Morgan Stanley? esatto, No, ma la Morgan Stanley. lavorare. Cosa ha fatto Monti? Gli passava qualche No, gli ha restituito 2 miliardi e mezzo di crediti che avevano in confronti dello Stato italiano. Porca miseria. Questa è assunta prima della scadenza. Questa è assunta dallo Stato al Ministero e passa. È ora di andare a dormire. Dobbiamo chiudere. Abbiate pazienza, ma la settimana prossima ci ritroviamo e ci dedichiamo alla serata, per cui avremo modo di parlare. Grazie a Francesco Pontelli, grazie a Luigi Ugone, grazie a Fulvio Cavallari, grazie all'editore Ermanno Casen, grazie a Marco e Claudio in regia, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito. Allora venerdì prossimo ci ritroviamo e torneremo a parlare di banche, di risparmiatori truffati e anche di impunità. Stiamo dicendo che facciamo una trasmissione nello studio grande, quindi c'è la partecipazione del pubblico. Se qualcuno vuole venire e partecipare dire di la persona raccontando le sue storie, lo può fare. E quindi invito chi conosce persone che sono coinvolte, che abbiano voglia e abbiano il tempo di venire a raccontare le loro avventure con queste banche, perché la cosa più efficace sono i testimoni. Certo. Grazie ancora, buonanotte a tutti, arrivederci. Buonanotte.